Il 27 aprile si discuterà presso la sede dell'ATI dell'eventuale rescissione del contratto con il gestore provinciale Girgenti Acque. La vostra posizione? Sì, già la nostra posizione è stata ampiamente illustrata dai due deputati regionali agrigentini, però va spesa un'ulteriore parola perché voglio ricordare che il Consiglio Comunale di Agrigento si è espresso attraverso una delibera nel novembre 2015 chiedendo appunto, cercando di fare quella manifestazione di interesse che ai tempi era stabilita dalla legge regionale che poi fu impugnata da Roma e l'allora consigliere, oggi assessore Amel, stilò proprio tanti punti che erano sia inadempienze che delle condizioni che a dir suo, se ci fossero state delle pretese di risarcimento, in pratica sarebbero state nulle, perché comunque i punti su depurazione, bollettazione e anche distribuzione erano fallaci e quindi diciamo potevamo risolvere senza nessun aggravio. Quindi adesso voglio ricordare questa cosa e chiedere di sia utilizzare che realismo e spirito critico nella riunione dell'ATI, ma anche di utilizzarlo nelle riunioni di giunta su questo argomento. Livio Sotera Sardo ha anche qualcosa da dire in merito. Sì, ma in effetti quello che si sta perpetrando venerdì non è altro che il rispetto della legge. Cioè, dobbiamo ricordare che la legge 19/2015 è nata con lo scopo di creare l'ATI e che l'ATI aveva l'obbligo di verificare le inadempienze del gestore attraverso atti, attraverso commissione, attraverso la qualunque cosa, pur di rescindere il contratto. Quindi non c'è nulla di nuovo. Chi dice che come mai si sono svegliati dopo 10 anni? Ma dopo 10 anni è normale, perché nell'arco di 10 anni si sono venute a creare tante di quelle inadempienze. Ricordiamo che ci sono 13 depuratori sequestrati, cioè quindi ricordiamo che ci sono turnazioni di 20 giorni, ricordiamo che ci sono tariffazioni illegittime, ricordiamo che la magistratura giustamente ha impugnato anche il contratto per verificare se effettivamente il contratto è legittimo, perché abbiamo grossi dubbi pure sulla legittimità del contratto. Quindi che si possa paventare che i finanziamenti che sono appena arrivati, che servono per creare la rete idrica, possano essere dissuasi perché si fa una risoluzione contrattuale, non è affatto vero. La rete idrica si può tranquillamente fare, si fa un bando di gare, si fa tranquillamente quello che si deve fare per la città di Agrigento. Anche Fabrizio Raso di Intercopa vuole dire la sua. Sì, l'Intercopa vede di buon occhio questa risoluzione che sta portando avanti l'ATI idrico. Pensiamo che praticamente venerdì si possa sancire una data storica. Speriamo che buona parte dei sindaci componenti dell'Assemblea dell'ATI idrico voterà a favore di questa risoluzione, che è il lavoro di tanti mesi sia da parte praticamente del direttivo dell'ATI sia da parte anche dei comitati per l'acqua pubblica.